No, è solo un zero. Sì? Questa è la Larola. Questa è la Larola del mio paese. No, questa. Del mio paese. E questo è il telefono della mia casa. Ho tanti soldi. Devo andare a versare. Ma sei pazza? Si pazza, noi siamo. Poi dopo passo dalla posta. Allora, 347. Vabbè, 0039. A super cool, what a fool believes. Nel per caso Mario Biondi su RTL 102.5, ma siamo arrivati al momento più bello del programma, migliori album del pop, del rock e del soul. Oggi un po' di pop rock. It's very classic. Parliamo di Face Value, il primo album di Phil Collins, il grande batterista dei Genesis. Infatti è lì che ha cominciato facendo con loro i più belli album, e poi quando Peter Gabriel lascia il gruppo lui lo sostituisce anche come voce, continuando pur sempre a suonare la batteria, che è molto difficile fare le due cose insieme. Nel 1981 pubblica il suo primo album come solista, che appunto si chiama Face Value, e dove c'è un singolo che fa il giro del globo a livello numero 1, In the Air Tonight. Ho un montaggio di Mario Sacchi da farvi sentire. Face Value, Phil Collins. 39 o 39. Ah, più 30, sarebbe 0039. Anche quello, può essere sotto. O più 39. E questo è il numero di cellulare. Wow. Ah, quelli ce l'hanno adesso di... Guarda, questo è il mio visto. Madonna, che palla che è! E c'era il titolo